pronti a fare irruzione in piena notte per sfasciare le case delle vittime delle loro estorsioni, imprenditori veneti e friulani, e poi minacce personali e ai familiari fino a veri e propri pestaggi. Una banda di estorsori violenti che operava tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, sgominata dai carabinieri pordenonesi grazie all'indagine condotta dagli uomini della stazione di Aviano. Una rete interregionale di estorsione dove avevano delle menti sia sul Trevigiano, le vittime erano in questa zona e anche altre vittime si trovavano nel Veneto. Un'indagine durata un mese e mezzo che ha portato all'individuazione di 7 persone, tutte residenti nel Trevigiano, 4 gli arresti. In carcere Domenico Panuccio, 30enne pizzaiolo di Carbonera, e Eni Coca, 28enne disoccupato di Povegliano. Per gli uomini dell'arma sono loro i responsabili materiali delle minacce dell'estorsione ai danni di un imprenditore di Aviano che ha denunciato l'accaduto. Inoltre i due, in almeno 3 occasioni, avrebbero minacciato e picchiato un albergatore di Jesolo anche davanti alla moglie. In un caso, dopo essere stati individuati dalla polizia intervenuta per fermare uno dei pestaggi, i giovani avrebbero fatto il ritorno in albergo per ultimare il lavoro. L'imprenditore di Jesolo ha subito delle violenze proprio a dimostrare la forza intimidatoria che avevano queste persone per poter ottenere il mal provento dell'attività estorsiva. Ai domiciliari i presunti mandanti delle minacce, un 30enne imprenditore edile di Castello di Godego in causa con l'albergatore iesolano e un 48enne di Volpago del Montello che accusava l'imprenditore di Aviano di dovergli 400.000 euro. L'arresto del braccio violento del gruppo è arrivato dopo una visita dei due ragazzi all'imprenditore di Aviano, chiedendo il pagamento di 50.000 euro oltre a un bonus di 2.000 per le spese di viaggio. Intascati solo i 2.000 euro, i carabinieri individuavano l'auto degli estorsori, bloccandone la fuga. Nella vettura, oltre al denaro, un foglio con la lista di tutti i familiari dell'imprenditore. Le indagini continuano per approfondire anche analoghi episodi. Non abbiamo grandi riscontri di un diffondersi e una diffusione così estesa. Sono i primi segnali che chiaramente ci impegnano a porre la massima attenzione anche su queste attività criminose.